una manifestazione che è giunta alla 64esima edizione in attesa della 65esima, che quindi sarà un traguardo importantissimo, che offre qualcosa di diverso, di molto bello rispetto a moltissime altre bellissime manifestazioni, i carri allegorici in notturna. È una cosa, insomma, che io estendo l'invito, oltre a confermare la mia presenza, perché è uno di quelle iniziative, uno di quegli eventi che non sono solo occasione per valorizzare quello che è la manifestazione stessa, ma che permette anche a moltissimi visitatori di visitare una zona della provincia, una città della provincia che sa offrire moltissimo, ed è giusto che attraverso queste manifestazioni, attraverso l'impegno della Proloco locale, attraverso l'impegno delle istituzioni, dell'amministrazione comunale, siano anche una possibilità per valorizzare il territorio. È una manifestazione che richiama tantissima gente, non solo dai paesi vicini, ma anche da tutto il Veneto, anche da altre regioni, perché ovviamente essendo un territorio dell'area sud siamo vicini anche all'Emilia Romagna e la specificità, diciamo, deriva dal fatto che è un carnevale in notturna, quindi questi carri manifesteranno sulle vie del centro cittadino in orario notturno, quindi ci sarà il plus delle luci che durante il giorno ovviamente non sono visibili e l'esperienza degli scorsi anni ha visto che, lo spettacolo delle luci notturna è molto importante, soprattutto per i bambini che sono molto più attratti da questi giochi di luce e quindi insomma credo che sia un valore aggiunto rispetto alle manifestazioni di carri allegorici fatte in orario diurno. Ovviamente, la specificità è data anche dal 64esima edizione che quindi denota, un'esperienza sul settore importante e garantisce sicuramente una qualità di un evento grazie alla professionalità, all'esperienza della Pro Loco che ovviamente ringrazio per la gestione, per l'organizzazione e per mettere a disposizione tantissimi volontari, ma anche insomma di una rete di partner fondamentali e di aziende che sostengono l'iniziativa. Pensare che se inizia a settembre e finisce a marzo vuol dire, che, sì, è un'attività molto impegnativa per noi, e tant'è che è il fiore d'occhiello, ma sì, è anche la più impegnativa, ci impegna tantissimo anche in fattore economico. Però alla fine c'è la gratificazione di vedere che quella sera c'è pieno di gente così, che vedi gente da tutte le parti del territorio, e allora questo ci gratifica da tutto il lavoro di tanti mesi di lavoro,